Siamo giunti all'ottava conclusiva corsa dall'Arcoveggio, una condizionata per cavalli di 4 anni, 1 Fox Neck, 2 Frida Spritz, 3 Flamme de Feu, 4 Finton Bigi, 5 Fedez dei Rum, 6 First Lady La Torre, in seconda linea 8 Flame AD, 9 Fox Truppo, 10 Figaro del Circeo, 11 Freeloader. Favore in chiusura per Fox Truppo numero 9 Antonio Di Nardo, macchina che accelera. Partiti, veloce Flamme de Feu che cerca di superare Fox Neck che prova a replicare all'interno. Numero 4 Fiston Ingibi squalificato. Intanto ha sbagliato Fiston Vigi, vediamo intanto che Fox numero Neck 2 Frida Spritz squalificato. Numero 10 Figaro del Circeo squalificato. Ma se ne vanno intanto i primi 300 metri molto sostenuti con Flamme de Feu che insiste, attacca con estrema decisione, 400 metri in 28,6. Fox Neck replica ma insiste nuovamente sulla piegata. Flamme de Feu tanto gruppo abbastanza sgranato, e 44 per i 600 iniziali. A contatto c'è Flame AD, mentre gli altri sono molto discosti, capeggiati da Fox Truppo che si trascina Freeloader Cis, ma intanto il primo giro se ne va in 59,2, quindi andatura davvero sostenuta per la categoria. Prova a riavvicinarsi Fox Truppo con in schiena Freeloader Cis. I due sono ancora però distanti dalla testa che completa il chilometro in 1:15,1 e sta passando Flamme de Feu nei confronti di Fox Neck. Si prepara a spostare anche Flame AD, poi vengono via Fox Truppo e Freeloader Cis. Ultima curva affrontata con al comando ora Flame AD, mentre è incerto e sbaglia Fox Truppo. Numero 9 Fox Flame AD Truppo in vantaggio all'ingresso in addirittura d'arrivo. Flame AD in schiena c'è Freeloader Cis. Flame AD in vantaggio, Freeloader Cis che ci prova, ultime battute. Freeloader Cis prende sotto tiro Flame AD e passa nel finale per emergere sullo stesso, mentre per il terzo è First Lady La Torre che emerge a centropista. 1:15,4 ragguaglio conclusivo dopo un primo giro davvero molto sostenuto. Alla fine è Freeloader Cis che passa su Flame AD. BP dell'Annunziata a segno dunque in questa ottava conclusiva corsa, il training dello stesso VP dell'Annunziata per conto del signor Piscuoglio. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Freeloader Cis, Flame AD e First Lady La Torre. 11, 8, 6, questo l'arrivo della ottava corsa Arcoveggio. È tutto per il convegno odierno.